L'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, a nome del governatore Fedriga e di tutta l'amministrazione regionale, ha preso parte alle celebrazioni per il 49esimo anniversario del terremoto del 6 maggio 1976 che si sono svolte a Gemona del Friuli, allora epicentro del sisma. L'assessore ha preso la parola nell'ultima delle 3 tappe che hanno scandito la mattinata di commemorazione, dapprima presso la locale sede ANA per la deposizione di una composizione floreale al cippo eretto al ricordo degli alpini deceduti durante il sisma, subito dopo in piazzale Chiavola per la deposizione di una corona al monumento in ricordo delle vittime del terremoto e dell'opera di soccorso portata alla popolazione dal Corpo dei Vigili del Fuoco. Infine presso la caserma Goi Pantanali, dove si è tenuta una santa messa celebrata dall'arcivescovo di Udine Riccardo Lamba in commemorazione delle vittime in armi decedute a seguito del sisma. Sì, segnò il Friuli tutto, segnò in particolare Gemona e i paesi vicini con quasi 1000 morti, un terremoto che fu veramente qualcosa di devastante, che distrusse tutto, case, piazze, chiese, fabbriche, fattorie, tutto. E lasciò la disperazione iniziale, ma portò subito avanti uno spirito importante, che è lo spirito che caratterizza il popolo friulano, che è quello di rimboccarsi le maniche, di non piangere in pubblico, di nascondere le lacrime e ricostruire, ripartire. E oggi, a 49 anni dopo, il Friuli che abbiamo è un Friuli ricostruito, è un Friuli che è ricostruito non solo nelle piazze, nelle chiese, nelle opere pubbliche, nelle case, nelle fabbriche, ma è un Friuli che è migliorato, è ancora più bello, è ancora più sublime. Alla caserma Goi Pantanali è stato tributato un ricordo particolare ai 33 militari caduti, di cui 29 appartenenti alla caserma. In tutte le orazioni ufficiali è stato richiamato l'impegno e l'attaccamento alla terra friulana di Giuseppe Zamberletti, che fu commissario straordinario per l'emergenza e con il cui contributo nacque la moderna protezione civile.